Comitato. Eccoci. Buonasera a tutti, sono Cristian Sergo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Friuli Venezia Giulia. Questa sera sono con me Matteo Mansi, presidente del Comitato per la dismissione dei passaggi a livello di Udine, e Maria Stella Masetto, che è membro del comitato stesso. Questa sera parleremo di una delle, diciamo, veramente battaglie storiche che non solo il Movimento 5 Stelle, ma anche i cittadini di Udine stanno portando avanti da tantissimi anni. Noi ovviamente come movimento dal 2013, quando siamo entrati sia in Comune di Udine che in Regione, ma i cittadini ovviamente della zona est di Udine possiamo veramente dire che stanno portando avanti questa battaglia da decenni, come sentiremo fra poco. Questa sera abbiamo deciso di ritrovarci qui in diretta Facebook per fare chiarezza su quanto sta succedendo, sulle tante cose che si sono dette in questi anni, sia in Consiglio Comunale a Udine, sia anche in Consiglio regionale, ma a volte anche in Parlamento, proprio perché si cerca di risolvere un problema annoso che è quello dei passaggi a livello che dividono di fatto in due la nostra città. Noi abbiamo fatto più volte e condiviso quelle che sono le battaglie per noi giuste e sacrosante di chi vuole avere una città anche moderna, senza passaggi a livello che causano tantissimi disagi, come ci diranno ovviamente anche Matteo e Maria Stella fra poco. Noi nelle scorse giornate abbiamo dovuto accendere in qualche modo un faro su quello che stava avvenendo in città, proprio perché sui media e sui quotidiani locali erano uscite delle notizie non proprio confortanti per chi segue questa vicenda appunto da anni. E infatti il 5 aprile, poi riportata sul quotidiano Messaggero Veneto del 6 aprile, è uscito questo articolo di giornale dove si dice che nonostante il piano delle ferrovie da 203 milioni di euro, quindi iniziamo anche a parlare di quanti soldi e di quanti soldi stiamo discutendo, che questi non hanno niente a che fare con il Recovery Fund. Appunto, nonostante investimenti per 203 milioni di euro, i passaggi a livello di Udine rimarrebbero al loro posto. E questo ovviamente è stata un po' la doccia fredda, come vi dicevo poco fa, tant'è che anche ovviamente noi abbiamo subito alzato, diciamo, un po' la protesta, e infatti il giorno dopo sullo stesso quotidiano avevamo indicato che questi passaggi a livello dovevano invece essere eliminati subito. Quindi io a questo punto lascerei la parola anche al presidente Matteo Mansi, presidente del comitato, perché il giorno dopo ancora, quindi ormai siamo arrivati al 9 di aprile, c'è stata questo ulteriore articolo di giornale dove l'assessore regionale Pizzimenti, in accordo con il sindaco Fontanini di Udine, hanno praticamente annunciato che avrebbero scritto a RFI una lettera per diciamo, per chiedere anche loro l'eliminazione dei passaggi a livello, ma a modo loro. Ecco, allora io lascerei la parola a Matteo Massi, che ci spiega un po' quello che sta succedendo e soprattutto è successo anche magari in questi anni in città. Prego, Matteo. Consigliere, grazie della possibilità di poter dire alcune cose su questa questione in maniera molto sintetica. Io dirò questo: è una vicenda molto incredibile. Per anni hanno promesso la dismissione dei passaggi a livello,
L'11 aprile del 2019, stop ai passaggi a livello. Il sindaco Fontanini dice: il nostro obiettivo è adesso la soppressione nel più breve tempo possibile dell'obsoleta e costosa linea. Siamo nella settimana in cui il sindaco Fontanini è a Roma in compagnia dell'onorevole Pittoni e dell'assessore regionale Pizzimenti. Il 7 luglio 2019 l'onorevole Pittoni: in 3 anni eliminerò i passaggi a livello. Sono solo 2 delle tante promesse annunciate e propagandate. Quindi io Oggi ci viene detto i passaggi a livello rimangono. Giudicate voi. Mi fermo qui. Ecco, questo ovviamente è un po' il riassunto di quanto successo in questi anni. Io a questo punto chiederei a Maria Stella soprattutto le motivazioni che come comitato voi portate avanti per arrivare all'eliminazione dei passaggi a livello e quelli che sono anche un po' i disagi che voi in qualche modo contestate ogni qualvolta vi passa un treno. Tra l'altro mi dicevi anche recentemente avete visto ancora passare treni merci, cosa che in teoria non dovrebbe essere più possibile perché stando a quelli che sono gli annunci e alle dichiarazioni ovviamente anche del sindaco della politica locale, tutti i treni merci adesso dovrebbero già passare per la bretella esterna. Prego Maria Stella. Ecco, allora io ringrazio Cristiano Sergo e quindi parlo a nome del comitato per questa missione dei passaggi a livello e ringrazio tutti coloro i quali mi ascoltano appunto in questo momento e diciamo che la situazione che si è venuta, diciamo noi stiamo facendo la nostra battaglia e se ne parla ormai da lontano 2012, non è ieri ma dal 2012. E quindi i giornali di questi ultimi giorni e ultime settimane si lasciano scrivere con tutte le informazioni che vengono inserite e riportate. Ma i cittadini che cosa capiscono? Anzi, sono leggermente confusionati da questo e quindi non sanno che vere intenzioni potranno essere di RFI, della nostra regione, del comune di Udine. Però premesso ciò, la cosa più importante, volevo informare appunto che ora come ora è da eseguire, è il punto chiave e focale proprio questa dismissione dei passaggi a livello con l'eliminazione totale in quanto sembra di essere Udine, la Berlino Est, la Berlino Ovest, è qualcosa di inverosimile e quindi tornano a passare comunque bomboloni, treni merci e quindi di un quarto d'ora fa proprio un treno merci è tornato a passare e quindi non capisco il perché. Volevo solo precisare che il doppio raddoppio è stato effettuato e quindi eventualmente è giusto un doppio binario di raccordo Udine-Parco da via Pradamano è esistente, eventualmente un piccolo raddoppio circa 800 metri per la congiunzione entrata-interrata, ma è solo e esclusivamente questo da fare. Tutti i treni passeggeri e merci assolutamente da domani potrebbero passare per la tratta interrata. E mi faccio adesso una precisa domanda. Se ad oggi transitano in tratta interrata 5 treni passeggeri, perché non è consentito che tutti gli altri ci passino, visto e considerato che non ci sono impedimenti? Allora, guardate, qual è il motivo ben preciso?
Allora, il motivo ben preciso è che appunto al momento attuale la linea esterna di circonvallazione sostanzialmente funziona come se fosse a binario unico, proprio perché mancano o mancherebbero quei pochissimi metri ormai che anche tu hai ricordato poco fa. 800 metri, Io, quant'è? Niente. sì, praticamente sì. Io vi farei vedere a questo punto quelle che sono le carte, perché poi è giusto anche parlare con carte alla mano rispetto a quelli che sono i lavori previsti da RFI, anche diciamo quelli che venivano ricordati dall'assessore regionale Pizzimenti nel suo articolo. In questo momento ci sono due grossi interventi che riguardano comunque diciamo il nodo di Udine, così che viene chiamato, che sono il raddoppio della Udine-Cervignano, che è un problema di cui ci siamo occupati per tanto tempo, anche perché abbiamo diciamo, annunciato noi che RFI ha già depositato il progetto preliminare di quella tratta nel 2017 e la Regione non ha mai neanche discusso con gli enti locali la realizzazione di quest'opera. Mentre adesso è tornata di moda perché si vorrebbe utilizzare di nuovo anche qui i soldi del recovery plan per quell'opera. Quell'opera costa qualcosa come l'abbiamo visto prima in velocità, ma ve lo posso far rivedere, costa qualcosa come 350 milioni di euro. Allora, esattamente è questo qui, ecco. Allora, questi sono i costi della Udine Cervignano. Adesso ve li faccio vedere bene e anche più da vicino, così riusciamo ad avere contezza di tutto. Un attimo solo, perché è bene anche vedere le cose che effettivamente così come vengono presentate poi nei palazzi che contano, perché queste relazioni non è che ce le siamo inventate noi, non è che sono illazioni o chissà cosa, no, sono i documenti che vengono presentati da RFI. Comunque, spero che si riesca a vedere abbastanza bene. Non so perché non riesco ad allargare questa immagine, vabbè. Comunque, noi stiamo parlando, come vi dicevo, di un'opera di 350 milioni di euro e quest'opera sostanzialmente dovrebbe, o meglio, deve fare tutta una serie di raddoppi che sono esattamente questi. Allora, purtroppo, vabbè, qui RFI ha fatto la mappa, però diciamo, l'ha fatta storta rispetto a come siamo abituati a vedere noi. Qui abbiamo lo scalo di Cervignano sulla destra, Udine sulla sinistra. I tratti in rosso sono quelli che da progetto, e quindi spendendo questi 350 milioni di euro, andrebbero raddoppiati. Allora, raddoppiare una linea significa poter farci passare sopra molti più treni, sia passeggeri che merci. Come vedete, qui praticamente c'è già tutto quello che potrebbe servire. E in più, vediamo se riusciamo a mostrare questa che è ancora più significativa. Ecco, nel raddoppio Udine-Palmanova-Cervignano, qui magari diciamo si ha una visuale per chi è della zona, facendo finta di arrivare da Manzano con un drone, ecco, avrebbe questa visuale. Se vedete anche qui vengono ripetuti i tratti rossi della linea da raddoppiare, ma c'è di più perché in alto, e qua vediamo forse riusciamo ad allargarla bene, c'è scritto che la linea di cui stiamo parlando, ovvero quella che divide in due la città, quella dei passaggi a livello, quella vicino ovviamente alle vostre case, è una linea che per RFI e il Ministero dei Trasporti è da dismettere. Allora, quindi non c'è scritto che è da interrare, non c'è scritto che è da fare chissà cosa, è da dismettere
proprio perché si andrebbe a raddoppiare tutta la circonvallazione. Questo permetterebbe ovviamente, con il raddoppio della linea, anche di andare a diminuire quelli che attualmente sono i tempi tecnici che un treno ci deve mettere per aumentare anche diciamo la percorrenza, no? Perché come vedete è ovvio, chi viene da Tarvisio deve fare tutta la curva e poi risalire su verso la stazione di Udine, per cui ha diciamo molti più metri da fare, c'è tutta una curva da eseguire, quindi il treno ovviamente ci mette un po' più di tempo. Però essendo raddoppiata la linea rispetto a quello che avviene adesso, non ci sono problemi di precedenze, non devi aspettare un treno che vada verso nord piuttosto che verso sud, cosa che attualmente succede. Quindi, come vi dicevo, la cosa importante è che questa linea sarebbe da dismettere. La parola dismissione non è, diciamo, una cosa tanto campata in aria o un'invenzione dell'ultimo minuto, perché c'è anche un altro documento, che è quello presentato il 5 febbraio del 2020 al Parlamento e quindi alla Camera dei Deputati, dove, vediamo se riusciamo anche qui, eccolo qua, riesco a recuperarlo, eccolo, ecco, riesco anche ad allargarlo bene. Qui vedete che si dice tranquillamente che il raddoppio della tratta tra Udine Centrale, la stazione di Udine, Udine Parco, praticamente via Butrio, via Pradamano per chi è della zona, Bivio Cividale e il PM VAT, cioè quello che vedete sopra, ovvero il ricongiungimento poi con la linea che va su a Tarvisio, è previsto nei lavori di raddoppio della Udine Cervignano, proprio perché grazie a questi lavori c'è la contestuale dismissione della linea PM VAT Udine. Questa è la descrizione praticamente di quello che vi dicevo prima, che è il grande progetto da 350 milioni di euro. Quindi RFI cosa dice? Noi facciamo il raddoppio e dismettiamo PM VAT Udine. Ora, arrivati a questo punto, sinceramente, non si capisce come dal 5 febbraio 2020, quindi con tutti i ragionamenti che sono stati fatti in questi anni sul porto di Trieste, con tutti i traffici che si prevede di aumentare a dismisura e quindi con tutta la necessità e capacità ovviamente ferroviaria che dobbiamo avere come treni merci, si sia arrivati a prevedere non più solo il raddoppio dell'attuale linea di circonvallazione esterna a Udine, ma addirittura di aumentare anche ancora di più la capacità dei treni, prevedendo una linea interrata che è quello che vedevamo prima con l'idea dell'assessore e del sindaco. Allora, io su questo chiederei, diciamo, un parere anche al presidente Matteo Mansi, perché credo che sia, diciamo, un elemento sicuramente in più rispetto al dibattito che c'è stato anche in tutti questi anni, perché credo che nessun assessore regionale finora o sindaco avesse proposto anche solo di fare una galleria di questo tipo in centro a Udine, e poi magari proviamo anche a capire cosa significherebbe fare una galleria di questo tipo. Prego Matteo. Consigliere, grazie. Resto sul punto, linea da dismettere, no, non da interrare. Quello che dicevi prima tu. Io penso questo. Si sono accorti che non riescono a dismettere i passaggi a livello, cosa fanno? Interrano la ferrovia, ovvero 6 chilometri di binario interrato, non sapendo che la ferrovia, e quindi quando tu vai ad interrare la ferrovia, costruisci una galleria in mezzo alle case. Quindi, siccome la ferrovia passa nelle proprietà private dei cittadini, quando i cittadini apriranno la porta per tutte le loro necessità, si troveranno un buco alto 6 metri. Non solo,
ma quando costruiranno questa galleria in mezzo alle case, probabilmente decine e decine di case saranno demolite, decine e decine di case saranno lesionate. A me sembra una cosa pazzesca, però siamo nel 2021, si va su Marte, dalla Terra noi comandiamo le sonde su Marte, quindi probabilmente la tecnologia oggi è in grado di fare cose pazzesche. Mettiamo pure che si costruisca una metropolitana come è stata fatta a Milano, come è stata fatta nel passante di Milano Nord. Ma io mi chiedo, noi abbiamo una trincea a 200 metri dalla ferrovia di superficie. Perché si deve mantenere una ferrovia con 5 binari di superficie, ripeto per essere più chiaro, quando abbiamo a 200 metri la interrata? Aggiungo anche, per fare questi lavori di altissima tecnologia occorrono non miliardi, non milioni, ma miliardi di soldi. Quindi il finale, per come la leggo io e per come certificano i fatti, che questi signori ci stanno prendendo in giro. È un modo solo per dire, per spostare la palla in avanti, dimenticando com'è il territorio di Udine. Ecco, chiudo così. Ecco, allora io a questo punto, dopo sul discorso della galleria, magari finisco e dico due cose anch'io. A questo punto lascerei la parola comunque a Maria Stella, perché in questi anni, quando si è parlato di dismettere la linea, voi ovviamente avete fatto anche delle proposte su quello che potrebbe essere o comunque avete sposato anche alcune proposte che sono state avanzate in questi anni su come potrebbe diventare poi quella linea che attualmente, diciamo, vede ancora passare molti treni e appunto divide la città in due. Prego, Maria Stella. Grazie. Comunque la mappa presentata e illustrata prima è chiara e lampante, quindi mancherebbe quei pochi 800 metri per riuscire a risolvere il tutto e per far sì che il tutto converga per la tratta interrata. Ma informo sin d'ora che noi come comitato sempre faremo tra breve una raccolta di firme per il parco urbano e vi domanderete che cosa, cioè se parliamo di dismissione di passaggi a livello, parco urbano, dove? Sì signori, non appena sarà dismessa non saranno dismessi i passaggi a livello, sarà diciamo di nostra idea trasformarlo in un parco urbano. Io dico solo una cosa, che togliere i passaggi a livello promessi in tutti questi anni dai politici locali e regionali significa che cosa? Impedire la nascita del parco urbano di prossimità, ma non capiscono questi politici che grazie al parco urbano in 5 minuti noi possiamo raggiungere il mercato, la farmacia, le scuole, la stazione, ambulatori, centri commerciali, quindi di grande aiuto per la nostra città. Ma voglio anche far presente a tutti i cittadini che mi pare il 26 di gennaio, di ricordare, del 2020, abbiamo avuto un incontro organizzato al Bearzi, in cui il sindaco Fontanini con Pittoni, l'onorevole Pittoni, l'onorevole Seracchiani, ci avevano appunto assolutamente promesso che sarebbe stata fatta chiarezza, ma fatta chiarezza io mi domando adesso rispetto a che cosa? Rispetto a che cosa? Ai programmi loro o ci hanno solamente dato un contentino e presi in giro?
Io non capisco perché vogliano costruire questa benedetta galleria in mezzo, ma è un controsenso, che vengano qui esattamente a vedere. Sotto, cioè non siamo mica in una grande città come metropoli, come a Londra, Vienna, Milano, Roma, è una cosa assurda. Noi continueremo la nostra battaglia e se sarà possibile anche un gruppo del nostro comitato andrà a Roma proprio per far battaglia, e con questo chiudo. Grazie. Grazie Maria Stella. Prima quando Matteo parlava dei disagi di una galleria come questa, mi è venuto in mente quello che RFI aveva scritto in quel progetto preliminare del 2017 che vi dicevo prima e siamo riusciti a vedere grazie a un accesso atti in regione, ovvero che l'interramento della linea, e in questo caso sotto il comune di Santa Maria la Longa, perché il comune di Santa Maria la Longa di fatto ha lo stesso problema che a Udine, viene diviso in due dalla ferrovia, e quindi anche lì per superare il tutto, invece di raddoppiare la linea, si opta per, o si opterebbe, perché sono 4 anni che c'è il progetto preliminare e non si è fatto ovviamente nulla di più del progetto preliminare, anche perché la popolazione giustamente anche lì è abbastanza allertata, non solo a Santa Maria la Longa ma anche a Sevegliano, perché poi passerebbe anche per Bagnari Arsa. Comunque fare l'interramento di questa linea lo dice RFI stessa, quindi non lo dice il Movimento 5 Stelle, non lo dice il Comitato per la dismissione dei passaggi a livello, ovvero mitiga l'interferenza da rumore, perché loro dicono vabbè, se il treno passa sotto si fa meno rumore, cosa che basterebbe ogni tanto mettere anche delle barriere antirumore laddove si passa vicino alle case, ma mitiga l'interferenza da rumore lasciando un impatto potenziale da vibrazioni. Ora, io vi lascio pensare, in una zona popolata come è quella di Udine Est, che va sostanzialmente da Viale 23 Marzo, quindi da poco più lontano dalla stazione, fino all'Istituto Bearzi, per intenderci, quindi oltre Viale Vat, tanto per intenderci, sono quasi 3-4 chilometri di galleria a questo punto, con tutte le case che ci sono sopra che avrebbero un impatto potenziale da vibrazione. Ma questo, ripeto, non lo diciamo noi, lo dicono loro. Ci sarebbero ovviamente moltissime slide, moltissime cose da dire anche su questi progetti che vengono presentati. Uno, riprendendo anche quanto diceva il Matteo prima, riguarda proprio anche la capacità della linea. Allora io quello che non arrivo a capire è questo. State sentendo ovviamente da tempo anche parlare della velocizzazione della Venezia-Trieste. È un'opera che anche quella diciamo costerebbe 1.800 miliardi, no? E dovrebbe servire per velocizzare la tratta tra le due città capoluogo delle regioni. Ecco, quella tratta lì, superato diciamo Monfalcone, quindi il pezzo che da Monfalcone va a Cervignano, verrà velocizzata, ma ci saranno sempre solo 2 binari. Quindi l'idea che 4 binari non bastano a Udine, sinceramente inizio a non capirla, perché c'è qualcosa che mi sfugge, perché se 2 binari sono sufficienti per portare fuori tutte le merci dal porto di Trieste, che dovrebbe essere quello poi a diciamo essere il motivo per cui noi abbiamo tutta questa necessità di fare questi investimenti di opere, perché guardate, stiamo parlando di 1,8 miliardi per la Venezia-Trieste, di 500 milioni per il nodo di Udine, compreso la Udine-Cervignano, e iniziano a essere ovviamente tanti soldi. E se poi ci aggiungete anche l'altro progetto faraonico, che è quello di interrare tutta la stazione di Udine,
perché abbiamo ovviamente ultimamente sentito anche quella e non so se costerà solo quello, 1 miliardo e mezzo, ecco, un altro miliardo, dai, andiamo ovviamente per le spicce. Stiamo parlando di 3-4 miliardi di opere, quando a nostro avviso finora abbiamo detto che per migliorare la situazione di Udine basta fare un raddoppio di una curva di 800 metri praticamente, che è quella che manca in questo momento la circonvallazione per essere doppia. C'è diciamo, ovviamente si possono fare delle opere anche sulla Venezia-Trieste, dove abbiamo parlato anche lì, perché ci sono molte problematiche sia per la Tisana sia sul Carso e quindi si potrebbero risparmiare tranquillamente moltissimi soldi ottenendo praticamente gli stessi risultati, soprattutto dal punto di vista della velocizzazione, ma buoni risultati anche dal punto di vista della capacità. E quindi siamo alle solite che ci troviamo ancora adesso nel 2021 agli annunci. Allora noi l'abbiamo detto chiaro e tondo, e così approfittiamo anche di salutare l'amico e consigliere Domenico Liano, che è consigliere del Movimento 5 Stelle in Comune di Udine, che insieme a me sta seguendo ovviamente tutta questa partita molto da vicino e sta ovviamente proponendo atti e comunicati stampa, perché poi anche lui come ha fatto quel comunicato per dire che bisogna eliminare assolutamente tutti questi passaggi a livello. E quindi dicevo, ci sono ovviamente tutta una serie di cose, ma noi non tollereremo che da qui al 2023 si continui con la campagna elettorale sui passaggi a livello, con gente che viene ogni volta a dire i passaggi a livello devono essere dismessi e poi nei fatti si arriva 3-4 anni dopo a dire no, li lasciamo e quindi riparte la campagna elettorale un'altra volta. Sarebbe la seconda volta e io non ci sarò ovviamente nel terzo passaggio, ma sarebbe la terza volta che ogni 5 anni ci troviamo a parlare dei passaggi a livello e sinceramente questa volta non si capisce perché lo si debba fare a seguito delle dichiarazioni dei RFI. Non so se Matteo volevi aggiungere qualcosa, ci abbiamo alla conclusione. Io vedo anche se ci hanno diciamo scritto degli amici anche sulle nostre pagine Facebook e ovviamente ringraziamo tutti quelli che ci stanno seguendo. Prego Matteo. Consigliere, grazie. In 4 battute. A RFI servono i nostri passaggi a livello. RFI considera Udine una servitù di passaggio a favore delle merci. Un esempio, Bologna-Tarvisio, 500 km, 100 treni merci in un mese portano a RFI un introito di milioni di euro. L'abbonamento Carnia-Gemona-Udine ad un pendolare costa 48 euro. 100 pendolari per 48, 100 pendolari per 48 euro fa 4.800 euro al mese. Quindi per trasportare le merci si paga a tonnellaggio e a chilometri, è come stare in autostrada. Pertanto, in 2 parole, a me sembra quasi di poter dire prima RFI e poi Udine, e per dirla tutta, caro consigliere, molto ma molto prima Trieste e molto dopo Udine. Questa è la conclusione di quello che è successo. Grazie consigliere di averci dato questa possibilità. Ecco, prima di dare la parola anche a Maria Stella, che ovviamente farà anche lei il suo intervento, su questo passaggio credo che sia abbastanza significativo, ovvero in tutta questa partita del recovery plan effettivamente noi abbiamo visto una città come quella di Trieste che è riuscita a muoversi molto bene, soprattutto grazie anche
all'autorità portuale, e in questo la figura di Zeno D'Agostino ovviamente ha aiutato molto, perché è persona lungimirante ed è la stessa persona che ha sempre detto: io non ho bisogno di infrastrutture ferroviarie, ma ho bisogno ovviamente di intelligenza in quello che si fa, e per infrastrutture ferroviarie lui intende ovviamente di nuove gallerie sul Carso, per intenderci, perché sul porto di Trieste ci sono effettivamente degli interventi da fare che si stanno portando avanti e che sono proprio previsti anche con i soldi del recovery plan. Udine si è svegliata come sempre molto tardi, e si è svegliata in evidente mancanza totale di idee e possibilità, e questa ovviamente è l'impressione che si ha. Ce ne siamo usciti, o meglio se ne sono usciti, con l'idea sia di interrare tutta la ferrovia in zona stazione, e quindi di andare a recuperare tutta quell'area praticamente a sud di via Roma, e non contenti ci abbiamo aggiunto anche l'interramento, questa sorta di TAV, come inizierò a chiamarla io, perché che poi non si può neanche chiamare TAV, perché non sarà neanche alta velocità, perché almeno potesse essere a 250 km/h avrebbe un senso, ma non sarà neanche TAV, quindi non possiamo chiamarla TAV, la dovremmo chiamare solo tunnel di Udine. Maria Stella, voleva aggiungere qualcosa? Io intanto saluto Francesca che ci sta seguendo in diretta e ci chiede di portare avanti questa battaglia, e sicuramente lo faremo, anche perché, ripeto, sono stufo da quando mi sono seduto in Consiglio regionale di aver letto progetti che poi non si fanno. Quindi sarò ovviamente farò tutto quello che sarà anche possibile affinché di questi progetti non si scriva neanche una riga, perché ogni volta che si fa un progetto del genere su opere che poi sappiamo tutti quanti non verranno realizzate, i progetti si pagano, e indovinate chi li paga. Prego, Maria Stella. No, io volevo dire che se prendessimo ad esempio anche la nostra città di Trieste, sarebbe super, perché a Trieste è da tanto tempo che addirittura sono state interrate le immondizie, che se vai nel centro storico non vedi immondizie perché sono state interrate. Qui a Udine malapena hanno iniziato con la raccolta differenziata, e va bene. Comunque a Trieste non c'è, Maria Stella, te lo devo dire, scusami se ti interrompo. A Trieste la raccolta differenziata non sanno neanche cosa significa. Comunque vabbè, te lo dico solo perché avevi fatto un cenno, però è vero, ci sono tante cose ovviamente su cui Udine rincorre Trieste, ed è anche sinceramente un qualcosa che si potrebbe tranquillamente evitare. Ultimo, se ci fate caso, per chi ovviamente utilizza anche il trasporto pubblico locale, è la digitalizzazione anche dei trasporti, dove su questo Trieste era sicuramente molto più avanti di noi. Adesso con diciamo la società unica, Udine in qualche modo sta recuperando terreno. Scusami per l'interruzione. No, va benissimo così. Comunque, tornando a noi, non possiamo attendere il 2023, ovvero le prossime elezioni amministrative regionali, e chi si presenta la solita tiritera, le solite promesse di smissione e passaggi a livello. Noi di qua al 23, insomma, continueremo la nostra battaglia con tutti gli eventi pubblici che si potranno fare, perché è facile parlare 2050 quando saremo tutti sottoterra, non ci saremo più. Cominciato degli zombie. Chi sarà qui tra di noi nel 2050? Aspetta, spera. Comunque noi continueremo questa battaglia, e chi la dura la vince. C'è un cittadino che E quindi no, non può intervenire nessun cittadino, vero? Non può intervenire qualche cittadino. Ma oddio, dipende da te, da cosa vuol dire. Se è lì con te, siamo in chiusura, quindi se vuole fare una battuta, prego. Battuta finale, ecco, noi continueremo cittadini la nostra battaglia e faremo di tutto per farla diventare il passato livello un meraviglioso parco urbano. E quindi qui la chiudo. Grazie ancora, attenda un momento.
Dai, sì. Prego. Ma guardate, io intanto che arriva, diciamo, anche l'ultimo intervento, torno a mostrare e vi lascio con questa slide, perché questa slide mi è stata consegnata nel dicembre 2018, quando sono andato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a Roma per parlare proprio di queste problematiche. E ripeto, anche per il Ministero e quindi per RFI, perché poi RFI ovviamente e il Ministero, diciamo, sono una cosa sola a livello romano, la linea è considerata da dismettere, ripeto, non da interrare, ma da dismettere. Buonasera. Buonasera, mi chiamo Denis, sono un cittadino che da un sacco di tempo segue queste argomentazioni. Mi fa piacere poter intervenire perché abbiamo in chiusura, perché abbiamo fatto sempre tante discussioni, ma in tutte queste discussioni alla fine parlano tutti e dicono è la politica, è lì, è loro, è importante che la politica decida. E io non capisco la politica. Questi ogni volta, in ogni campagna elettorale, fanno questo famoso tavolo con comune, regione, RFI e ragionano e discutono. Dopo un po' sto tavolo sparisce e ne rifanno un altro. Si parla di questi 800 metri di binario che sembra un Lego, un gioco, un giocattolo per farli. Sicuramente è semplice. Poi c'è da fare l'informatizzazione, perché questi parlano di informatizzazione dei sistemi di trasporto e siamo ancora indietro anteguerra, perché molte persone che si sono avvicinate alla stazione hanno visto con i loro occhi come lavorano ancora con i telefonini. Guarda che arriva il treno, è in ritardo, pronto, vedi di bloccare l'altra. Non è proprio così, però ragionano in quel modo. Lo sfogo è questo. Io non so se c'è un'altra persona, ma noi siamo come il muro di Berlino. Là c'è ovest e di qua c'è est e non riusciamo ad abbatterlo. E qui dobbiamo chiamare un Gorbaciov nuovo, oppure chiaramente dobbiamo dividere a Montois a metà Zeno d'Agostino. Zeno lo tengono là e qua ci mandano d'Agostino, così risolviamo. Questa era la battuta spiritosa per concludere, perché noi siamo sensibili a questa cosa, però non vogliamo continuare a lottare, a ragionare, ad ascoltare tutti questi argomenti solo con la fantasia, ma anche con un po' di concretezza. Grazie. Grazie Dennis per l'intervento. Io mi avvio ovviamente a salutarvi, oltre che a ringraziarvi anche chi ci ha scritto sui social, spingendoci a continuare ovviamente ad andare avanti, ma lo faremo sicuramente. Un giorno magari sarà bello parlare anche con i diretti interessati e fargli solo una domanda, perché ripeto, noi il progetto per l'interramento sotto il comune di Santa Maria la Longa l'abbiamo visto anche cosa vuol dire interrare una linea, ovvero quali possono essere solo i disagi per il cantiere. E vi dico solo una cosa: per una galleria di 900 metri a Santa Maria la Longa sono previsti 4 anni di lavori. E quei lavori sono tutti camion che portano via terra ogni giorno e che si riversano sulle nostre strade e sulle nostre città, ovviamente.
Sono previsti dei cantieri vicino alla zona dove si fanno gli scavi e io sinceramente, guardando Udine dall'alto, anche solo in quella figura che vi ho mostrato fino adesso, non capirei o non riesco a capire dove vorrebbero posizionare questi cantieri. Cioè veramente è la cosa diciamo abbastanza assurda e io vorrei capire da dove gli è uscita questa idea e se chi l'ha fatta ovviamente si rendeva conto di quale zona ovviamente stesse parlando oppure no. Io con questo vi ringrazio di nuovo il presidente Matteo Mansi, buonasera. Grazie. E grazie a Maria Stella Masetto che è stata qui con noi e di nuovo grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Alla prossima diretta. Grazie, Ciao. grazie, arrivederci. Arrivederci, buonasera.